ci siamo resi conto che purtroppo oltre all'esplosione c'erano 2 morti, 2 nostri operai e quindi abbiamo dovuto in qualche modo avvertire le forze dell'ordine che sono arrivate, adesso il terreno è tutto delimitato, stanno facendo i rilievi e aspettiamo la conclusione delle indagini. A parlare al telefono, la voce ancora scossa da quanto è accaduto, è Federico Viola, imprenditore originario di Este, fondatore e vicepresidente dell'Agrocom, l'azienda agricola polacca colpita dalle schegge dei missili caduti nei pressi di Setniki sul confine tra Polonia e Ucraina. 2 operai sono rimasti uccisi, entrambi si chiamavano Bogdan, avevano 59 e 62 anni. Uno di loro era un trattorista, stava tornando dai campi con un carico, l'altro invece faceva il magazziniere. Erano 2 dipendenti fidati che lavoravano con noi praticamente da 22 anni. L'esplosione che ha ucciso i 2 operai ha investito l'impianto di essiccazione di cereali. Federico Viola stava tornando a Varsavia, dove vive da anni, quando è stato informato della tragedia ed è subito ritornato in azienda. I funerali dei 2 operai saranno celebrati nel fine settimana. Il gravissimo episodio ha preoccupato molto la Polonia, che mai in questi mesi di conflitto tra Ucraina e Russia si era sentita così esposta. Dobbiamo renderci conto che è stato un incidente, essere convinti che sia stato un incidente e continuare ad andare avanti, insomma, siamo in Comunità Europea, quindi insomma vogliamo sentirci sicuri. Ha paura che possa riaccadere? Sinceramente no. Pensavo non accadesse, invece è accaduto, speriamo sia stato veramente un incidente e che non si ripeta.